Bentrovati amici sportivi rossoblu, benvenuti dal Comunale di Samassi, dove tra pochissimo prenderà avvio la gara valida per la 23esima giornata del campionato di eccellenza Samassi-Torres. Le squadre sono già in campo, vi leggo nuovamente le formazioni. Samassi con Manis, Massa, Riccardo, Massa, Alberto, Sogus, Vignati, Frongia, De Sena, Aru, Placentino, Angeleddu e Nurchi. A disposizione per il signor Busanca ci sono Azzeni, Sani, Argiolas, Passoni, Balloi, Valluzzi e Felleca. La Torres scende in campo con Pinna, Casu, Spanu, Scioni, Minutolo, Merenda, Diouf, Piga, Chelo, Spinola e Mannoni. A disposizione di mister Tortora, Secchi, Chessa, Sarrizzu, Bianco, De Palmas, Virdis e Superchi. Tutto pronto per dare avvio a questa sfida. Samassi in tenuta bianca, Torres in consueto completo rosso-blu. Dirigerà l'incontro il signor Francesco Mulargia della sezione di Cagliari, il primo assistente Daniele Lai della sezione di Carbonia, secondo assistente Mauro Masia della sezione di Sassari. Siamo pronti. Il direttore di gara controlla il suo cronometro per dare avvio a questa gara in una giornata soleggiata ma ventosa qui al Comunale di Samassi. Vento che passa in maniera trasversale sul campo, vediamo se sarà fastidioso per entrambe le formazioni. Arriva ora il fischio d'inizio del calcio d'inizio proprio del Samassi, con il primo lancio di Angeleddu in avanti, intercettato, poi il pallone viene messo in fallo laterale sul tentativo di inserimento di Spinola. Abbiamo detto in avvio, Sarrizzu partirà dalla panchina in questa sfida che vede nella Torres il rientro dei tre assenti domenica scorsa, Scioni, Mannoni e Spinola, tutti disponibili per i rossoblu. Intanto il lancio di Mannoni in avanti a cercare Diouf, c'è in anticipo Frongia per il Samassi, palla che si perde, fondo campo ci sarà il rinvio da parte di Marco Manis. Tutti disponibili dunque per mister Tortora, che ha dovuto effettuare una scelta tecnica, appunto quella di escludere Sarrizzu dall'11 iniziale, ma è naturalmente un ottimo giocatore anche per arrivare dalla panchina. Vediamo se sarà utilizzato dal tecnico. Conquista un fallo laterale la Torres, va a Spano, servire Chelo, scarico su Spinola, due giocatori su di lui, deve scaricare anche Spinola e poi Spano decide di mettere dall'altra parte, ma non arriva il pallone a Diouf. C'è l'anticipo della difesa del Samassi che può ripartire con De Sena che lancia tutto a destra, c'è l'anticipo di Merenda, palla che però resta ancora tra i piedi di Aru, poi il pallone che finisce in fallo laterale. C'è il cambio però, il cambio fallo, è andato subito Spano alla rimessa, ma il secondo assistente aveva già deciso per il cambio fallo. Dunque Samassi, possesso della sfera. Abbiamo detto due ex in campo nella formazione di casa, Sogus e Angeleddu, protagonisti in stagioni diverse con la maglia della Torres. Intanto si libera bene del difensore dell'avversario Placentino, cerca l'1-2 con il compagno, riesce però a intercettare Mannoni, a far ripartire la Torres, deve rincorrere il pallone Diouf, riesce a tenerlo in gioco sull'out di destra, va Diouf, attaccato da Nurchi, ottiene un fallo laterale Diouf. Terzo minuto, corso del primo tempo, 0-0 tra Samassi e Torres, in una sfida che abbiamo detto importante, fini della classifica. Samassi che si trova proprio a ridosso della Torres a quota 34 punti, la Torres a quota 36, intanto fa sfilare il pallone, può solo spizzare Chelo, la palla termina tra le mani di Manis, si riprenderà con il suo rilancio già effettuato, c'è però Merenda, palla per Piga che vede e serve Spinola sulla sinistra, controlla Spinola, subito attaccato, deve scaricare sui compagni, trova Mannoni sulla destra per Casu per Diouf, ha di fronte un avversario, prova ad andare Diouf, pallone esce, la rimessa è in favore del Samassi. Va Massa cercare Sogus, attaccato da Mannoni, riesce Mannoni a anticiparlo, non arriva però il pallone a Spinola, ancora Mannoni però che può alimentare la manovra, Piga
viene anticipato, ruba palla il Samassi, poi Angeleddu che prova ad aprire sulla destra per Nurki, subito attaccato, riesce a tenere il pallone in campo Nurki, all'indietro, ancora per Sogus, gli ruba palla a Kelo, perde palla anche Piga, però si lamenta di aver subito un fallo, poi il lancio di Sogus in avanti, c'è in anticipo Casu che può servire di testa Tore Pinna. 4 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Vi ho detto nell'anteprima, Samassi reduce da una sconfitta esterna sul campo del Sorso, Torres da una bella vittoria casalinga con 6 gol rifilati al Taloro Gavoi. Intanto manovra il Samassi con Sogus per via centrale, servire Nurki, scarico ancora su Angeleddu che prova a lanciare in avanti velocissimo Nurki, ma il pallone è più veloce di lui, termina sul fondo, sarà rinvio da parte di Tore Pinna. Quando sono trascorsi 5 minuti, vi ricordo che la gara è trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook di Diretta Sport, dunque potete assistere a questo incontro, gara vietata ai tifosi rossoblù. Va intanto Tore Pinna, si prepara al rinvio, sarà un rinvio lungo, fa salire la squadra, capitano rossoblù, lancio lungo, c'è in anticipo Angeleddu di testa, prova a servire Nurki, poi svirgola Merenda, la palla è per Spanu che però la mette in faro laterale. Samassi può usufruire di questa rimessa con Riccardo Massa, uno degli under in campo per Mister Busanca. Ruba palla però la Torres, Spinola sempre circondato, scarica su Scioni che si addormenta un po', poi riesce in qualche modo a servire Mannoni, subito il lancio sulla destra per Diouf che ha un po' di spazio, mette a terra Diouf, ha di fronte un avversario, scarica all'indietro per Scioni, c'è la corrente Casu sulla destra, ancora Scioni che può mettere in mezzo, vediamo, no, preferisce servire Casu, cross però è troppo corto, subito c'è il rinvio da parte della difesa, però ancora Mannoni che può alimentare l'azione, il passaggio è corto ma riesce in qualche modo Minutolo a buttarla in avanti, troppo lungo per tutti, palla si perde sul fondo. Si gioca sul sintetico qui al comunale di Samassi, campo restituito alla formazione di casa solo da qualche turno, prima parte del campionato per il Samassi, con diversi campi in cui è stato costretto a giocare le gare proprio della prima parte del torneo. Adesso è tornato tra le mura amiche, vanno a scontrarsi intanto Minutolo e Placentino. Minutolo è rimasto a terra, gioca ancora con la maschera protettiva Cataldo Minutolo per il problema al naso, era stato operato, e poi ovviamente la maschera per proteggere il volto, è rimasto a terra, probabilmente proprio un colpo al viso. Nello scontro aereo con Placentino, gioco fermo, mani a terra Minutolo, che però adesso viene aiutato a rialzarsi, nulla di grave fortunatamente per lui, che deve momentaneamente lasciare il terreno di gioco. Calcio di punizione in favore della Torres quando siamo all'8° minuto nel corso del primo tempo, vi ricordo 0-0 il risultato. Va Mannoni, è rientrato in campo Minutolo, intanto Mannoni per Spinola, c'è l'anticipo però su Spinola, Scioni però lo serve nuovamente, all'indietro Spinola non trova nessuno, ci mette la punta del piede Piga, ancora però il Samassi che può manovrare, poi ancora l'anticipo, questa volta di Merenda, e poi Piga nuovamente per Spinola che ora può andare, parte Spinola sulla sinistra, viene messo giù, calcio di punizione in favore della Torres, nei pressi del vertice destro dell'area di Manis, punizione interessante naturalmente per i piedi di Mannoni, vediamo se sceglierà conclusione diretta o il lancio per i compagni in aria. Intanto sono saliti naturalmente sia Merenda che Minutolo per colpire di testa sul pallone Mannoni. Intanto Manis prepara la sua barriera,
Tutto pronto per questo calcio di punizione. Va Mannoni. Palla dentro, c'è però il colpo di testa di De Sena a rinviare, ma ancora Mannoni che prova con una conclusione che termina sul fondo, chiede un tocco Francesco Mannoni, ma il direttore di gara è irremovibile. Si ripartirà con il rinvio di Manis. Torres propositiva questi primi minuti, 9 nel corso del primo tempo. La Manis va a saltare Merenda su Nurki, che guadagna un po' di centimetri, sicuramente Merenda sull'avversario, che certamente è velocissimo ma non altissimo. Scioni di testa, non trova Chelo, può partire il Samassi, ancora con Nurki che viene spesso a cercare palla, però gli viene rubata e può ripartire la Torres, la perde anche Chelo, poi da terra Angeleddu riesce a servire Sogus. Ancora Angeleddu che apre sulla sinistra ora per Nurki, che è molto mobile in questi primi minuti, si va un po' dappertutto. Sogus ora va a Chelo, rubargli il pallone, commette fallo secondo il direttore di gara. Aveva rubato palla con una spallata forse troppo energica per il signor Mulargia. Calcio di punizione già battuto da Angeleddu, che si fa restituire il pallone per Massa. Adesso cercare Placentino, all'indietro per Sogus. Sogus a servire Nurki, tutto spostato a sinistra ora. Di fronte a caso Nurki preferisce all'indietro per Angeleddu. Angeleddu per Sogus. Va Piga a disturbarlo e riesce la Torres a rubar palla e interrompere la trama offensiva. Intanto parte Spanu sulla sinistra, servito da Spinola. Deve andare da solo Spanu. Vediamo se ci sarà rimessa. Rimessa per il Samassi. Si perde dunque anche questa occasione. Va a saltare ora Piga, mettere per Chelo, c'è l'anticipo però di Angeleddu, la palla che termina tra i piedi di Mannoni. All'indietro con calma per Minutola, ancora Mannoni per Merenda ora sulla sinistra, subito attaccato Merenda, può servire Spanu. Spanu per Spinola, si può accentrato Spinola, Scioni che conquista palla e la mantiene, serve Mannoni che poi può lanciare sulla destra per Diouf. Diouf ancora per Scioni, Scioni ci mette un piede Angeleddu e poi Mannoni che tenta un pallonetto per Chelo che era partito in aria, ma è troppo lungo il pallone. Ci arriva Manis. 12 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Samassi e Torres. Va ora Chelo a disturbare il rinvio di Manis. Manis che manda direttamente fuori, no, riesce a mantenere in campo Aru. Il rinvio della Torres in avanti, a cercare Spinola che si deve liberare di un avversario e lo fa in modo non corretto secondo il signor Mulargia. E dunque calcio di punizione ancora in favore del Samassi. Va la battuta Manis. Cercare i suoi in avanti, ma c'è il colpo di testa di Spanu e un fallo però subito dalla Torres e dunque si ripartirà con un calcio di punizione che però fa ripetere il direttore di gara che la palla era in movimento. 13 minuti corso del primo tempo. Scioni, tra l'altro oggi è il compleanno di Sandro Scioni che festeggia in campo. Merenda in avanti a cercare Spinola, va Spinola, deve combattere con il suo diretto avversario Riccardo Massa che riesce però a frapporsi tra lui e il pallone. Sera che termina fuori, ci sarà il rinvio di Marco Manis. Con calma sistema il pallone il portiere di casa. Osserva la posizione dei suoi, poi va a cercare Angeleddu, va a saltare Angeleddu insieme a Scioni, riesce Angeleddu a servire Nurki, subito però Scioni a mettere in fallo laterale. Va Alberto Massa alla rimessa laterale, un po' sotto la nostra tribuna. Angeleddu poi sul suo tentativo,
Mannoni ancora in fallo laterale. Ancora Alberto Massa, il classe 2000 in campo per il Samassi, e poi Sogus che ha cercato un lancio per il compagno ma ha trovato Spano pronto, poi all'indietro Piga per Merenda, fa ripartire l'azione la Torres, ancora Merenda, subito De Sena su di lui, palla all'indietro per Torrepinna, va Placentino a disturbare il suo rinvio e riesce a disturbarlo, la palla termina in fallo laterale. Angeleddu riceve il pallone, indietro per Sogus, riesce a servire Placentino. Sogus, attenzione sulla destra, bravissimo però Vittorio Spano che riesce a servire Spinola, si deve girare però Spinola subito attaccato, ancora Spinola si accentra, poi serve sulla sinistra dove va Chelo, deve girarsi anche lui, va Chelo che prova una conclusione però è facile per Manis che non perde tempo, fa ripartire i suoi. De Sena in avanti per Nurchi, deve andare Minutolo a mettere il pallone in fallo laterale. Guadagna metri il Samassi ora, zona d'attacco con Alberto Massa, pronto per questa rimessa. Zona d'attacco per formazione di casa, Massa va a cercare Nurchi, scarico di Nurchi, ancora su Massa, ancora Nurchi, palla dentro, c'è il colpo di testa di Piga ad allontanare, poi prova a perfezionare Casuma, non trova l'impatto col pallone, sarà ancora rimessa laterale con Massa, Nurchi, Pascioni però a contrastarlo, poi Diouf con Angeleddu, attenzione c'è la conclusione bassa di Angeleddu ma non velocissima. Facile per Pinna, subito il rinvio di Pinna a cercare Spinola, ma la palla è terminata direttamente in fallo laterale. C'è, abbiamo detto, un po' di vento, sicuramente disturba nella fase aerea. La rimessa sarà per i bianchi di casa, si va a cercare Placentino, c'è l'anticipo però dei rossoblù, palla che termina dopo una serie di rimpalli a Chelo, lontano dalla porta però Chelo deve dare il pallone a Diouf, all'indietro la Torres manovra ancora con Mannoni che va a cercare nuovamente Spinola, controlla di petto Spinola, subito due avversari su di lui, perde palla Spinola, la palla però viene rinviata ancora nella metà campo della Torres dove c'è solo Nurchi, quindi la Torres può manovrare nuovamente ancora con Mannoni. Ennesimo lancio sulla sinistra, questa volta ci arriva Massa e mette in fallo laterale. Torres che può guadagnare qualche metro, va Spanu per questa rimessa, Piga in avanti per Spinola di testa, cercava il triangolo ma non l'ha trovato Spinola, pallone ancora messo però in fallo laterale, ancora la Torres con Spanu per Chelo, viene anticipato però Chelo, colpo di testa di Merenda, c'è un po' di confusione, il pallone alzato da Massa e poi Placentino ad allontanare, cercare di servire Nurchi, ma c'è Merenda che di testa prova a buttarla in avanti, ma l'anticipo è di De Sena. Pallone ancora, una serie di rimpalli, pallone che termina tra i piedi di Chelo, che può aprire ora sulla sinistra per Spinola, va a terra Chelo, non lascia proseguire il direttore di gara, fischia il fallo su Chelo. Il pallone era stato già dato a Spinola, ma il direttore di gara ha preferito fermare tutto. Quando siamo al 18esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Samassi e Torres, si è rialzato intanto Michele Chelo. Calcio di punizione sul pallone Mannoni. Sarà uno schema con Chelo e Diouf proprio di fronte al punto di battuta. Va Mannoni che ha provato una conclusione, altissimo però. Colpito male Francesco Mannoni, nulla da fare. Quando siamo al 19esimo.
non ci sono state occasioni clamorose fin qui. Un tentativo di Chelo facile però per Manis, poi questo calcio di punizione altissimo, il Samassi che ancora non si è avvicinato alla porta di Torre Pinna. Mannoni, Merenda, ancora all'indietro Merenda per Minutolo, apre sulla destra per Casu, lancio per Diouf, c'è in anticipo il capitano del Samassi, Frongia per Angeleddu, poi De Sena, cercare Nurchi, ha messo il pallone in fallo laterale Minutolo, però c'è stato il tocco proprio di Nurchi, dunque la rimessa sarà rosso-blu. Va Casu, cambio fallo, dice il direttore di gara. E dunque sarà Massa ora, Alberto Massa, per effettuare la rimessa. Si propone Placentino, Massa preferisce Sogus, va subito Chelo su di lui, Sogus che si libera della sfera, lo tiene nuovamente Nurchi che apre sulla sinistra per De Sena, attenzione, lancio in area, c'è la testa di Placentino ma ci arriva male, non impatta sul pallone Placentino, palla che termina lontanissima dallo specchio. 21 minuti di gioco, palla per Casu, Minutolo, Mannoni subito aggredito sempre da Placentino, Minutolo rischia un po' qua sul lancio sulla sinistra per Merenda, può avanzare, palla al piede Merenda, cerca il lancio su Diouf, va Diouf velocissimo, trova l'impatto sul pallone, va Diouf, lo mette sul sinistro e un po' strozzata la conclusione. Troppo facile per Manis, provato subito Diouf. Va Manis per Nurchi ora che è tutto a destra, Sogus, lancio in avanti a cercare compagno, c'è in anticipo Spanu e gli fa sbattere il pallone addosso, tiene. Rinvio dal fondo, intanto ferma tutto il direttore di gara per andare a parlare con Placentino, forse ha sentito qualche parola di troppo. Si è già ripartiti con Casu per Mannoni subito, ancora il lancio per Diouf, c'è ancora però il capitano Frongia a anticipare il giocatore, poi Chelo di testa riesce a servire Piga, Piga che ha provato a servire Spinola ma c'è il fallo di Spinola, dunque calcio di punizione in favore del Samassi. Manis va a cercare De Sena sulla sinistra, c'è l'anticipo però di Diouf, poi di testa Mannoni per Scioni, ancora Scioni che va giù, non c'è fallo dice il direttore di gara, la rimessa è però della Torres. Va ora Casu per la rimessa laterale. All'indietro per Minutolo. 23 minuti di gioco, 0-0 tra Samassi e Torres, questa gara valida per la 23esima giornata, campionato di eccellenza, intanto un disimpegno difensivo un po' macchinoso per i rossoblù, è costretto al lancio lungo Torre Pinna, Chelo caccia della sfera, subito Frongia però che lo contrasta, fine la palla termina tra i piedi di Manis, il rilancio di Manis termina direttamente in fallo laterale. Già battuta la rimessa Piga, all'indietro per Spanu, tiene ancora un fallo laterale Spanu. Va Sogus a intercettare la sfera che era diretta a Spinola, pallone buttato in avanti però dove c'è Minutolo che può far alimentare nuovamente l'azione con Piga, però vanno i giocatori del Samassi subito sul portatore di palla, c'è un fallo su Piga, ci sarà il calcio di punizione, già battuto, Spanu, Merenda, Mannoni, si apre tutto sulla destra ora per Casu all'indietro per Minutolo per Mannoni, lancio ancora per Spinola,
ma c'è l'anticipo di testa del diretto avversario di Lionel Spinola, che ora riceve nuovamente il pallone, se ne libera, scarica su Piga, Piga per Mannoni, Mannoni sulla destra, deve andare Diouf, viene messo in fallo laterale il pallone da De Sena, può andare Casu ora. Alla rimessa laterale va Casu a cercare Chelo, di testa Chelo, però non riesce a fare molto. Domenica scorsa, proprio su una rimessa lunga di Casu in aria, c'è stato il colpo di testa di Chelo che aveva poi servito per la testa di Diouf, che era andato a segno il suo primo gol stagionale. Intanto Merenda e Minutolo si scontrano e alla fine il pallone viene messo in fallo laterale, sono andati in due. La rimessa in favore del Samassi, con Massa, il più giovane in campo. Massa che va a servire De Sena, controlla bene De Sena e poi serve Nurchi che voleva servire il compagno placentino, anzi no, era un altro compagno, forse Vignati, palla troppo lunga per tutti, dunque sarà rinvio con Pinna, va a cercare ancora Spinola, però anticipato. Nurchi ora riceve palla, scarica su Sogus che si libera di un avversario, va a cercare Placentino in avanti, ma c'è la difesa della Torres con Casu e poi subito in avanti Spanu, deve uscire con i piedi Manis fuori dalla propria area e poi Massa che prolunga in avanti per De Sena. Sta accelerando un po' il ritmo ora il Samassi, la partita meglio la Torres, intanto Nurchi viene anticipato da Minutolo che riesce a evitare il calcio d'angolo e poi ottiene un fallo laterale sul tocco di Nurchi. 26 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo, 0-0 tra Samassi e Torres. Va Casu, la rimessa laterale, doveva servire Chelo ma la palla era troppo corta, ci è arrivato De Sena, può partire Angeleddu, viene messo giù Casu e il fallo e la punizione per la Torres. Abbiamo detto partita aggressiva la formazione rossoblù, poi negli ultimi minuti il Samassi ha accelerato un po' le operazioni e la manovra, soprattutto si è mostrata molto aggressiva sui portatori di palla. Lancio lungo ancora a cercare Chelo, c'è il consueto anticipo di Frongia, però la palla rimane lì, riesce Chelo a servire Scioni per Diouf, due avversari su di lui, Diouf prova a partire in velocità, cade, si rialza, alla fine però perde palla sull'intervento anche di Sogus, va De Sena ora sull'out di sinistra, rimette il pallone Scioni in fallo laterale. C'è sempre costante il raddoppio da parte dei giocatori del Samassi, da una parte e dall'altra degli esterni alti rossoblù, sia Spinola sia Diouf, controllatissimi. Placentino di testa, però c'è dietro Casu, Scioni deve aprire un po' ora la manovra alla Torres, se lo fa con questo lancia all'indietro per Minutolo, poi Merenda. Riparte da dietro la formazione rossoblù, ancora Mannoni, seguito da Placentino, si libera della sfera che va sui piedi di Casu, ancora Mannoni per Scioni, ora può avanzare un po', Scioni, palla al piede, vuole servire Spinola di testa, subito di prima intenzione, c'è però il rinvio di Vignati sulla corrente Diouf, di prima intenzione ha provato Spinola, servire in aria, Merenda, Mannoni all'indietro per Minutolo, ancora Casu, ora il Samassi è tutto nella propria metà campo, Mannoni, Minutolo, Scioni, Merenda, avanza Merenda, ancora all'indietro per Minutolo, Scioni sulla destra per Casu,
ancora Minutolo, all'indietro per Merenda, fa girare palla la Torres, Spanu per Spinola, troppo forte questo passaggio, non riesce a controllarlo Spinola, palla che termina il fallo laterale. Ferma tutto il direttore di gara, vediamo che va verso la panchina del Samassi, dire qualcosa forse al tecnico Busanca. Gioco fermo ancora. Si parlano. Direttore di gara e il tecnico di casa. Si può ripartire con la rimessa laterale proprio in favore del Samassi. Lancio lungo, c'è Piga di testa a mettere in avanti, poi Chelo, ma sul numero 2 Riccardo Massa che va giù, c'è il fallo con il signor Mulargia, parte di Chelo, già battuto il calcio di punizione. Si riparte con Angeleddu per vie centrali per Nurchi, si libera subito del pallone Nurchi, c'è l'anticipo però di Diouf che riesce a tenere il pallone in campo, vede serve Chelo che può partire, Chelo sulla destra, entra in aria Chelo, è da solo, Chelo deve fare tutto da solo, ancora lì una serie di rimpalli, ancora di Frongia, ancora Torres in aria, attenzione, nulla da fare, dopo una serie di rimpalli è riuscito Frongia in qualche modo a stoppare, è uscito il pallone intanto per la ripartenza del Samassi. Chelo era partito da solo sulla destra, è entrato in area, non c'era nessun compagno, ha dovuto fare un po' tutto da solo, ma un rimpallo favorito Frongia. Non è riuscito a concludere verso la porta Chelo, quando siamo al 31esimo nel corso del primo tempo. Ancora 0-0 tra Samassi e Torres. Quindi superata la mezz'ora in questo primo tempo. Va Angeleddu a battere questo calcio di punizione per il fallo di Scioni su Placentino. Lascia però incombenza al capitano Frongia per Placentino. Va Mannoni però, rubagli la sfera senza commettere fallo. Spano all'indietro per Merenda per Minutolo. Ancora scambio tra i due centrali, avanza Merenda che serve Spinola, lo scarico di Spinola, troppo lungo il pallone per Piga, non ci arriva però Angeleddu che ora apre sulla destra, lancia per De Sena per vie orizzontali, ancora Samassi in avanti con Angeleddu che però non trova Nurchi, la sua palla sulla destra troppo lunga, termina il fallo laterale, va Spanu. Servire Mannoni, fa scorrere la sfera Mannoni, subito attaccato, abbiamo detto il giocatore rossoblù, sono aggressivi, intanto Placentino ha sfiorato la sfera sul disimpegno di Ufora che va a servire Scioni sulla destra, va Scioni, tiene palla Scioni, si accentra ora, va a servire Spinola che ha provato con di tacco però riesce in qualche modo a tenere il controllo del pallone, poi però è De Sena a possessarsi della sfera. Riparte Sogus che voleva servire Massa, la palla termina, forse no, in fallo laterale, riesce a tenerlo in campo Massa ma consente alla Torres di rinviare il pallone, poi c'è un altro rinvio del Samassi col pallone che termina in fallo laterale. Già ripreso il gioco, Piga, Mannoni sulla destra per Diouf, c'è la sovrapposizione di Casu, preferisce accentrarsi Diouf voleva servire Spinola, non trova il varco però. De Sena gli ruba palla però ancora Diouf ottimamente, c'è Casu lì a dargli manforte, ancora Scioni al centro per Mannoni. Piga, lancio in avanti per Spanu, c'è l'anticipo però di Bignati e poi disimpegno difensivo con pallone che termina in fallo laterale. Torres che fa il gioco questa prima parte di gara con il Samassi che agisce un po' di rimessa quando ha l'occasione, ma sono i rossoblù a proporsi in avanti. Adesso è Sogus a far ripartire i suoi,
De Sena, che ha un po' di spazio, avanza De Sena, seguito da Scioni, si libera della sfera per Nurchi, tutto sulla sinistra, ma Nurchi servire ancora De Sena, c'è però l'intervento di Casu, ottimo, perché il pallone poi carambola sui piedi proprio di De Sena. 34esimo, nel corso del primo tempo 0-0 tra Samassi e Torres. Vi ricordo che la gara è visibile in diretta streaming su Diretta Sport, sulla pagina Facebook di Diretta Sport e anche su quella della Torres. Va ora Minutolo a manovrare all'indietro per Pinna. Merenda. Va Merenda a lanciare lungo per Chelo. Deve rincorrere il pallone Chelo, ma c'è in anticipo Vignati. Il pallone termina sul fondo. Sarà rinvio da parte di Manis. 35 minuti. 0-0 Samassi e Torres. Va Manis per questo rinvio, si sistemano i suoi compagni, sistema la Torres che oggi, come abbiamo detto nell'anteprima, ha in panchina Stefano Sarrizzu, sacrificato da mister Tortora per il rientro dei 3 che erano assenti nella scorsa gara. Torres che sta giocando con centrocampo a 3 di Scioni, Mannoni e Piga. I 3 d'attacco sono Spinola a sinistra, Diouf a destra, Michele Chelo al centro. Consueta difesa con Spano tornato nella sua posizione di esterno di sinistra, Casu a destra, i 2 centrali Merenda e Minutolo. Lancia in avanti intanto a cercare De Sena e Casu mette il pallone in fallo laterale, non colpito benissimo. Va Massa, Alberto Massa, servire Placentino, gli restituisce il pallone. Massa va sul fondo, riesce a far filtrare il pallone, ma c'è Piga sulla traiettoria. Diouf non controlla bene qua, ma subisce fallo. Fallo di Frongia su Diouf, calcio di punizione a favore della Torres. Scioni all'indietro per Minutolo. Minutolo per Merenda. Avanza Merenda in corso da Nurchi che sta facendo un po' tutto il fronte offensivo. Merenda poi colpisce la schiena di Piga e può alimentare l'azione del Samassi. De Sena sulla sinistra prova a servire Nurchi, c'è però ultimamente posizionato Spano che prolunga sulla destra, però ancora un cross in aria e c'è l'intervento di Minutolo, anticipare Placentino. Calcio d'angolo, il primo della gara in favore del Samassi. Quando siamo alla 37esima, corso del primo tempo, va Angeleddu a battere questo corner. L'ex rossoblu, c'è l'Angeleddu, palla in mezzo all'area, attenzione, c'è un tentativo da parte di Vignati, poi la palla è rimasta lì e infine allontanata dalla difesa rossoblu. Va Massa per la rimessa laterale, va a cercare Sogus di testa. Sogus voleva lanciare i compagni in avanti, c'è il colpo di testa anche di Minutolo, poi Angeleddu che perde il controllo del pallone, dice che c'è fallo il direttore di gara su Angeleddu. Calcio di punizione sulla tre quarti per il Samassi, sul pallone De Sena e Angeleddu. Quando siamo al 38esimo, Pinna sistema la barriera, Diouf e Spinola sistemano anche in linea i giocatori rossoblu. Va Angeleddu a mettere al centro, c'è il colpo di testa di Merenda da allontanare, però la palla è ancora tra i piedi di Placentino, in aria, attenzione, va Piga a mettere il pallone in calcio d'angolo, il secondo per il Samassi, che abbiamo detto adesso sta un po' accelerando
si propone più spesso nella metà campo della Torres. Va Angeledo ancora a battere questo corner, ferma tutto il direttore di gara per la mischia che c'è in area, va a parlare con Minutolo e con Vignati. Va Angeledo, palla dentro, attenzione, c'è il colpo di testa di Caso da allontanare, Diouf non riesce a controllare il pallone, ancora Samassi con Nurchi, ma di fronte Mannoni. Nurchi riesce a mettere in aria, ma c'è il colpo di testa di Minuto troppo corto sui piedi di Placentino, ancora Placentino che prova la conclusione, stoppata da Piga, poi Chelo all'indietro per Scioni, subito aggredito però da dietro, c'è il fallo di De Sena. Calcio di punizione per la Torres che alleggerisce così un po' la pressione del Samassi, già battuto. Spanu per Piga per Spinola, un po' fuori dai giochi fin qui, sempre molto controllato l'esterno rossoblu, tanto è rimasto a terra Piga. Sarà rimessa a favore della Torres con Spano, a cercare ancora Spinola, una palla per Minutolo, controlla di petto Minutolo, quelli sulla destra per Casu con calma per Minutolo, ancora Merenda, giro palla consueto della Torres e poi il lancio di Merenda per la testa di Chelo che cercava l'inserimento di Spinola, ma libera l'area a difesa del Samassi, può ripartire con questo lancio lungo di Sogos a cercare Nurchi, c'è l'anticipo però di Minutolo, fallo laterale. 41 minuti corso del primo tempo, Placentino, Sogus, Angeledu di prima va a servire il compagno Aru, ancora un lancio di Sogus per De Sena, la palla termina poi tra i piedi di Angeledu che serve ma anzi non ci riesce Alberto Massa perché c'è l'anticipo di Diouf per Scioni per Chelo che va giù e c'è il fallo su Michele Chelo. Questa ripartenza della Torres, bravissimo Uba Diouf, ha rubato palla e è partito sulla destra. Sul pallone Mannoni, vediamo quale sarà la soluzione che sceglierà il 10 rossoblu. Ma Sandro, dove dà indicazioni mister Tortora sullo schema da provare. Si sistemano davanti alla barriera Diouf che lo si lamenta Placentino, ma è tutto lecito ovviamente. Va Mannoni, sul pallone anche Merenda, vediamo. Va Mannoni, punizione di Mannoni, è centrale, facile per Manis. 42esimo, provato ancora, conclusione diretta in porta Mannoni. Trovato lo specchio ma troppo facile per l'esperto Manis. Prova a mettere giù Placentino, c'è il tocco proprio suo. Dunque ci sarà la rimessa per la Torres con Piga che va a servire Chelo, ruba palla poi Spinola, inseguito da due avversari, Spinola vince un contrasto, va ancora, due avversari su di lui, non può fare moltissimo, ottiene però il massimo, cioè un fallo laterale. Va Spanu, battere. Rimessa lunga per la testa di Spinola, non arriva però il pallone a Diouf e poi va Placentino a mettere in fallo laterale ancora Torres in zona d'attacco quando siamo al 43esimo corso del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Va Spanu, servire Spinola, Spinola riesce a girarsi bene, si accentra, viene però subito aggredito e poi l'intervento di Angeledo a rubar palla, riesce però la Torres ancora a manovrare con Piga che lascia il pallone a Mannoni. Mannoni ancora ha provato una conclusione, questa volta rasoterra basso però
a destra di Manis, a distanza considerevole, non ha impensierito il portiere di casa. Frongia in avanti a cercare Nurchi, trova invece Dessena che però non controlla il pallone, dunque termina tra i piedi di Scioni che può servire Mannoni. Subito il lancio in avanti sulla sinistra a cercare Spinola, fuori gioco, dice però il primo assistente. Dunque nulla da fare. Quando ci avviamo alle fasi conclusive di questo primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Va Manis alla battuta a cercare Placentino, riesce a colpire ma il pallone termina in fallo laterale. Sarà rimessa battuta da Spanu per Merenda. Va Merenda all'indietro per Minutolo. Piga riesce a tenere il controllo della sfera, poi lo perde però con l'attacco di Placentino. Samassi ora che manovra con Angeleddu sulla sinistra per Nurchi, di fronte a caso Nurchi si gira, serve poi Massa, il cross in area di Massa, c'è il colpo di testa però di Piga, Placentino e poi si frappone però sulla conclusione Spanu, conclusione al limite dell'area di Placentino, è andato Spanu con la schiena. Finisce qui il primo tempo 0-0 tra Samassi e Torres, in un primo tempo un po' avaro di occasioni da una parte e dall'altra, non è successo moltissimo, solo qualche conclusione diretta nello specchio, qualcuna un po' distante, ma con la Torres che forse ha iniziato meglio e poi ha concluso invece con più verve il Samassi. Noi ci risentiamo tra pochissimo dopo l'intervallo per seguire il secondo tempo di questa sfida, vi ho detto valida per la 23esima giornata del campionato di eccellenza. Per il momento è tutto, a più tardi.